Io ringrazio l'assessore, ma devo dire che non mi ha dato nessuna buona notizia. Saprà meglio di me che i 2 milioni di spese correnti aggiuntive per gli ESU non vanno a incidere nella disponibilità degli alloggi, primo perché sono spese correnti e quindi non presuppongono un investimento nella definizione di nuovi alloggi e perché comunque sono messe a disposizione di enti fortemente sottofinanziati da tempo. E anche il milione di euro aggiuntivo sulle borse di studio, anche questo lo sa meglio di me, in realtà non va a incrementare la cifra complessiva messa a disposizione, perché si arriva sempre e soltanto a quei famosi 6,5 milioni di euro che sono il minimo che la Regione del Veneto può e deve mettere a disposizione per poter ottenere le corrispondenti risorse nazionali. Quindi vorrei che fosse chiaro che il problema delle borse di studio e del diritto allo studio, malgrado il suo impegno, continua a permanere. Se mi arrivano 2400 domande e io riesco a soddisfarne poco più della metà, lei capirà, assessore, che c'è un problema strutturale che finisce per generare diseguaglianze, perché ovviamente solo i figli di chi può permettersi una residenza a prezzi non calmierati o non garantiti dagli enti strumentali per il diritto allo studio potrà accedere all'università. Chi invece non se lo potrà permettere dovrà cambiare i propri progetti di vita. Ecco perché ho fatto questa interrogazione, perché chiedere una maggiore attenzione per gli alloggi per gli studenti non è soltanto una richiesta per favorire o sollecitare le organizzazioni studentesche, ma è la necessità di garantire un presidio che ci aiuti, ci garantisca la riduzione delle diseguaglianze in una fase storica in cui lei sa meglio di me, assessore, l'accesso allo studio e la possibilità di frequentare l'università è uno degli strumenti di cui possiamo disporre per provare a riattivare l'ascensore sociale fermo da troppo tempo in questo paese e in questa regione. Dunque non sono soddisfatta della risposta e continueremo la nostra battaglia perché questa regione possa garantire maggiori alloggi agli studenti e un maggior diritto allo studio per tutte e per tutti. Grazie.